titolo: L'investitura. Divagazioni sul viaggio compiuto da Lauro, che in gioventù fu eccentrico scapigliato, poi operario, quindi insegnante e da ultimo eroe arturiano. Un diario di viaggio che traspone le vicende autobiografiche dell'autore in un racconto omerico in cui l'autore diviene l'eroe della sua stessa scrittura, di un epos personale. Ed ecco l'estratto. L'acropoli che prospetta sul mare più antico, o se si preferisce sul lago più grande e solcato del nostro unico, che se ne pensi, piccolo pianeta, è il culmine dal quale Lauro ha posto un suggello al suo viaggio. Ne è il suo presupposto culturale, coi suoi rimandi a un passato dalle premesse tali da far sperare all'irradiazione di una grande civiltà di pace e di concordia tra gli uomini. Premesse che però si sono rivelate remote e vane per il prevalere sull'intera terra delle figure di Ares e di Eris, gli dei che l'eredità della mitologia greca ha esportato nel resto dell'orbe terracqueo, portati in trionfo tra le nazioni. Quei due simulacri parlano per bocca di un regista ventriloquo, il quale suggerisce loro gli scenari mondiali, induce all'inimicizia, all'avversione, all'ostilità, alla superbia oltracotante. E questa lunghissima azione scenica, cupa e densa di drammi d'ogni sorta, blandi o truculenti, durerà sinché quel regista resterà alla guida del timone. Il natante sul quale tutti siamo saliti, ognuno al momento di nascere, avendo ciascuno di noi ricevuto gratuitamente il nostro biglietto di sola andata, va a cozzare contro gli insidiosi scogli della discordia, sui quali giacciono insepolti ossa e teschi biancheggianti al sole. Il suo borioso timoniere, comandante della crociera, sa di dover raggiungere presto un porto definitivo. Adesso, tuttavia, è giunto il momento del distacco di Lauro dai lettori del presente racconto, affinché possa liberamente intraprendere il suo Sizilianische Reise. Sospendiamo pertanto il nostro resoconto sulla soglia di simboliche colonne d'Ercole e auguriamo anche noi al protagonista della nostra storia di aver successo nel portare a termine la sua missione. Quel suo percorrere le strade di un'isola pregna di bellezze naturali e umane, appuntando le sue preziose osservazioni. Lasciamo che l'Appia salpi dal porto delle nostre presunte certezze con il suo carico di libri e di curiosità, alla ricerca della sospirata Trouvaille, la mitica chiave di tutto, der Schlüssel zu allem. Desistiamo dunque dal seguire Lauro mentre si allontana a bordo dell'indefettibile Appia color lapislazzuli, con la roller al seguito, ondeggiante su quelle strade dell'isola, apriche per la maggior parte dell'anno, col desiderio, per parte nostra, di dar presto una scorsa al suo giornale di bordo, per potervi leggere storie intriganti, notizie, aneddoti, circostanze che almeno contribuiscano a liberarci per un po' da questa cappa d'opprimente conformismo. Attendiamo la relazione di un viaggio che, chissà, un giorno o l'altro, Lauro avrà l'avventura di inviarci.